La città di Agrigento ha ospitato una solenne cerimonia per commemorare l'81° anniversario del bombardamento che colpì la città nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione provinciale di Agrigento, e si è svolto presso le fabbriche in via San Francesco alla presenza di numerose autorità e cittadini. Sentiamo in merito il presidente dell'associazione Giuseppe Cimè e il saggista Paolo Cilona. Ci siamo ritrovati alle fabbriche per commemorare questo evento, che è l'81° anniversario dei bombardamenti, ma non solo per testimoniare quello che è accaduto nel 1943, ma per dare un segnale che con la forza delle idee, con la forza della ragione, si possono combattere gli ordigni bellici, si può evitare la guerra, si deve evitare la guerra, perché la guerra porta distruzione, porta mutilazioni, porta praticamente solo distruzione nelle popolazioni e nelle famiglie. Oggi più che mai questo tema è attuale. Più di 31 conflitti nel mondo esistono e chi paga di più sono proprio le vittime civili di guerra. E quando speriamo al più presto questi conflitti termineranno, ci sarà da fare i conti con ciò che hanno provocato, e precisamente gli ordigni non esplosi, che possono continuare a portare morte e mutilazione. Perciò noi continuiamo a commemorare l'evento, ma soprattutto nelle giovani generazioni cerchiamo di impartire i principi di pace e solidarietà. Il mio pensiero va ai ragazzi della scuola che non trovarono più la propria istituzione, cioè il liceo Empedocle, ma anche il magistrale, perché le bombe colpirono inesorabilmente le due sedi scolastiche e poi i due professori che erano andati lì per ritirare o per sistemare meglio alcuni libri della scuola e furono poi travolti dalle macerie e morirono, ed erano il preside Beniamino Sciascia, al quale poi è stato intitolata l'aula magna del liceo Empedocle, e il professore Tito Contrino, che praticamente era il suo vice ed era professore di fisica ed era stato l'autore del laboratorio di fisica del liceo, che era assai noto per i suoi elementi e che rappresentavano un fiore all'occhiello. Certamente il bombardamento causò tantissime vittime in più parti della città di Agrigento e quindi fu un dolore terribile per la popolazione, perché dalla parte del centro storico alto fino alla parte bassa, fino a toccare anche l'ospedale psichiatrico, abbiamo registrato tantissime vittime. Quindi questa iniziativa per ricordare le vittime civili fa onore a chi organizza ogni anno questo ricordo, che è un ricordo veramente importante non solo per la città, ma soprattutto per le famiglie che subirono danni fisici, morali e soprattutto economici, perché moltissimi che morirono erano capifamiglia e quindi era l'unico elemento di sostentamento della famiglia. Quindi oggi abbiamo ricordato una pagina nera, che è una pagina di guerra, e che tutte le guerre rappresentano il fatto più negativo della società contemporanea, perché è giusto avere la pace è l'obiettivo principale di tutti i popoli.